Per il cenone di fine anno gli italiani hanno speso 2,4 miliardi di euro. 7 italiani su 10 hanno trascorso l'ultima serata dell'anno nelle abitazioni proprie o di parenti e amici. Gli altri si sono divisi tra ristoranti, trattorie, pizzerie, pub e agriturismi. In 6 milioni hanno scelto invece di andare in vacanza, è quanto emerge da un'indagine Coldiretti-XE. I dati evidenziano un aumento del 14% della spesa con il ritorno a tavola dei prodotti tipici. Lo spumante si conferma come il prodotto immancabile per 9 italiani su 10, seguito a ruota dalle lenticchie presenti nell'82% dei menù. Cotechino e zampone sono stati presenti sul 67% delle tavole. Il total tax rate delle piccole e medie imprese italiane e dei professionisti supera il 64% del fatturato. A questa percentuale si arriva sommando tutte le voci dei versamenti nelle casse pubbliche, tasse, contributi previdenziali, pagamenti vari. Per un'impresa o partita IVA che fattura 50.000 euro all'anno vuol dire che il prelievo fiscale complessivo è di circa 33.200 euro, a fronte dei quali il guadagno netto è di appena 17.800 euro. È la stima del centro studi di un'impresa, secondo cui, calcolando 12 mesi di attività, il profitto al netto delle tasse è di circa 1.483 euro, mentre nelle casse dello Stato si versano, ogni 30 giorni, circa 2.766 euro. Tra il 2 e il 4 gennaio prenderanno il via in tutta Italia i saldi invernali. Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia saranno le prime regioni a partire giovedì 2, mentre nel resto d'Italia le vendite di fine stagione si apriranno sabato 4. Oltre 4 italiani su 10 hanno previsto di approfittare dei saldi per acquistare uno o più prodotti, per un budget medio di 168 euro a persona. È quanto emerge da un'indagine condotta da SVG per Confesercenti su un campione di 1200 consumatori. L'interesse da parte delle famiglie rimane elevata, i saldi invernali si confermano l'evento commerciale più atteso dell'anno, con una percentuale di consumatori decisi ad acquistare superiore di 8 punti a quella dell'ultimo Black Friday. I saldi sono attesi soprattutto nelle regioni del sud, dove il 46% degli intervistati annuncia di avere intenzione di avvalersi degli sconti di fine stagione per rinnovare il guardaroba. La percentuale si riduce al 41% nelle regioni del centro e al 38% in quelle del nord.